Buon pomeriggio dall'Arcoveggio, convegno di domenica 24 aprile, prima corsa, una delle due prove riservate ai gentleman. 1660 metri, 1 Uranio Griff, 2 Zingaro Gad, 3 Viola, 4 Zastavadaghi, 5 Bob Logan, 6 Vandina, seconda linea, 7 AGLL, 8 Tyler Di Pippo. I favori sono per Zingaro Gad, numero 2, Thomas Manfredini in sediolo. Macchina che accelera. Partiti con la velocità iniziale di Viola che cerca di sopravanzare Zingaro Gad. Vediamo l'attacco della piegata con Zingaro Gad che tenta di rientrare a Viola che insiste. Viola dà un severissimo attacco a Zingaro Gad che però è rientrato praticamente quasi del tutto all'avversaria che insiste al suo esterno. Ne è scaturito un parziale sveltissimo. Poi Viola cerca di sistemarsi in schiena, vediamo se riuscirà nella operazione. Sì, dopo 400 metri in 29 scarso riesce a sistemarsi seconda. Mentre è partito molto bene dalla seconda fila Tyler Di Pippo, che ha tagliato fuori altri della prima fila e si è sistemato in terza posizione. Intanto se ne vanno i primi 600 di gara con Zingaro Gad in vantaggio, Viola in seconda posizione, poi in terza c'è Tyler Di Pippo, all'esterno è rimasto invece Zastavadaghi, più indietro è Uranio Griff che precede AGLL, ora secca, stoppata, e i primi 800 che se ne vanno in 1 minuto e 7 decimi, con un chilometro iniziale coperto nell'ordine dell'1.17.1. 500 alla conclusione, situazione tattica invariata, prova a spostare nuovamente all'esterno per un attimo Viola, poi torna sotto perché allunga a questo punto Zingaro Gad, poi sposta nuovamente Viola, infilata da Tyler Di Pippo. Siamo a 250 dalla conclusione con Zingaro Gad che ha aumentato decisamente la propria velocità e ora entra con 2 lunghezze di margine sui rivali, addirittura d'arrivo. Tyler Di Pippo in seconda posizione, poi Viola, gli altri con Bob Logan che cerca di intervenire, finale con Zingaro Gad che vince bene nei confronti di Tyler Di Pippo, terzo posto per Viola. 2 minuti appena abbondanti e ragguaglio ufficiale di 1.14.8 con 28.4 a chiudere, è veramente un pezzo di bravura finale per Zingaro Gad che aveva potuto, dopo lo strappo dei primi 300 metri, aveva potuto graduare a piacere. Ora ha nuovamente accelerato nel quarto conclusivo per tenere a distanza un Tyler Di Pippo che corre bene come aveva corso bene ieri a Modena. Terzo posto invece per Viola. Successo per Thomas Manfredini, il training è quello di Alessandro Raspante per la scuderia Fior di Loto di Thomas Manfredini.